La folle fuga subito dopo aver fredato Lidia Milikovic, di origine serba, a colpi di pistola. Lei, che aveva accompagnato i figli a scuola, abitava a Schio, aveva ripreso l'auto per andare in via Vigolo, impiegata in lavori domestici in alcuni appartamenti della zona a sud della città di Vicenza. È lì che l'uomo avrebbe scaricato su di lei una serie di colpi di pistola, lasciandola riversa a terra vicino all'auto, dove è stata trovata senza vita. L'uomo, giudicato da subito pericoloso e forse armato di esplosivi, ha innescato una vera e propria caccia all'uomo. Dagli accertamenti è emerso che nei suoi confronti era stata emessa nel 2019 un'ordinanza di divieto di avvicinamento all'ex compagna. È il titolare della ditta, che si occupa di servizi e catering, per cui lavorava la donna, e fratello dell'attuale compagno della vittima, a riferire delle violenze subite anche in passato. Denunce su denunce con tribunali da anni. Qualche anno fa gli aveva fracassato il cranio, è stato in malattia mesi e nessuno riteneva opportuno che fosse grave la situazione. Dopo per qualche tempo non abbiamo più sentito niente, ma le solite cose, addirittura l'ha denunciata perché veniva a lavorare e abbandonava i figli secondo lui. C'è una tragedia un po' annunciata in virtù dei Tutte precedenti. le tragedie di questo genere, gente pazza, gente che va in giro tutto il giorno senza far niente, mantenuta da redditi, robe, e questi si permettono gli avvocati gratis perché poveretto non lavora. Un uomo di, come mi hanno detto, alto 2 metri, non lavora, non fa niente, ha tutto il tempo di causare problemi, no? Sgomento nelle parole del presidente della provincia che detiene un triste primato di sangue. Negli ultimi 16 mesi si sono consumati 9 omicidi. È necessario che il legislatore riveda le norme, che debbano essere anche più stringenti, più efficaci e rendere più sicure le persone che sono destinatarie di questi maltrattamenti.